Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it. Con il numero 17 Benedetti, con il numero 18 Chia. Comunale d'Agostin di Pieve di Soligo, buon pomeriggio da parte di Mirko Villanova al commento della gara con il collega che tra poco presenteremo e con in cabina di regia con Vincenzo Russo al pilotaggio delle nostre telecamere per quanto riguarda appunto la gara che tra poco andremo a commentare, andremo a vedere. Campionato regionale di eccellenza, girone B, 24esima giornata, si gioca allo stadio comunale d'Agostin di Pieve di Soligo e vedrà due formazioni impegnate in questa gara con rispettive ambizioni, diciamo così, perché il Vittorio Falme, che è l'ultima del campionato con 12 punti, l'Eclisse Careni Pievigina ne ha 35 di punti. Arbitrerà il signor Andrea Cortella della sezione di Verona, coadiuvato dal signor Pietro Stocchero della sezione di Mestre e dal signor Simone Scomparin della sezione di San Dona di Piave. E allora andiamo a vedere le squadre che sono già schierate in mezzo al campo. Presento Matteo Archimede della Tribuna di Treviso. Buongiorno Matteo. Buongiorno Mirko, buongiorno a tutti gli spettatori collegati. Oggi un derby fondamentale, Sì. La vittoria per l'Eclisse, 23 i punti di distacco in classifica e l'Eclisse dovrà essere brava a farli pesare sul campo per riprendere la corsa dopo la sconfitta della scorsa settimana. Il nostro speaker di casa qui ha annunciato dicendo un derby non si gioca ma si vince. Mamma mia, questa è una frase di quelle, sai, da tipo gladiatori nell'arena, insomma, no? Allora, a parte questo, vediamo subito le formazioni. Il Vittorio manda in campo il suo 11 migliore: Denadai, Perinot, De Biasi, Tomasi, Slongo, Hanley, Baldassar, Agnoletti, Cociu, Darrigo e Polese. Due sono gli ex della partita, ovvero Cociu e Darrigo, per quanto riguarda giocatori che sono passati dalla formazione di Pieve di Soligo a quella del Vittorio Veneto. In panchina con Mauro Conte troviamo Durante, Corte, Scevola, De Stefani, Fruscalzo, Benedetti, Chia, Zanier e Fattorel. Risponde la formazione di casa, l'Eclisse Careni Pievigina, con Falso, Cazzaro, Gasparini, Salamon, Dall'Agnol, Segat, Faraon, Cotali, Canato, Salamon e Ravagnan. Giustamente in campo ci sono gli ex vittoriesi, perché il duo Salamon, Mattia e Salamon Luca, e poi Faraon Giuseppe, che è di Vittorio Veneto. Intanto andiamo a dare il via alla gara che prende il via, scusate la ripetizione, con il numero 12 Spadetto, poi c'è Mognon, Tonon, Del Prete, De Zotti, Telesi, Bressan, De Luca. Manca in roster Ianco, che purtroppo la settimana scorsa si è fatto nuovamente male, una stagione veramente stregata per lui, rottura del setto nasale e quindi non è in panchina, non gioca chiaramente, e a lui il più veloce riprendersi, diciamo così, dopo un'annata che veramente sarà solo da cancellare per quanto riguarda il forte centravanti di casa. E allora Matteo, ci siamo visti parecchio tempo fa quando l'Eclisse
balbettava un po'. Adesso ti possiamo assicurare che insomma i balbetti sono andati via o quasi del tutto. Che partita ti aspetti? Io mi aspetto un Eclisse che cercherà di imporre subito il suo gioco contro una rivale in palese difficoltà quest'anno e di conseguenza mi aspetto aggressività fin dal primo minuto e vedremo se sarà Se in sarà grado di così, che è un po' la caratteristica, l'ultima caratteristica delle squadre di Malerba, perché da quando l'ha sistemata il pressing quasi ossessivo abbastanza alto è diventato di casa e le ripartenze poi sono diventate fondamentali, affidate ad un uomo che è arrivato nel mercato di gennaio, ovvero a Filippo Canato, classe 2004, proveniente dal Porto Mansuè, dove aveva qualche difficoltà a trovare spazio. Viene in avanti intanto il Vittorio Veneto che cerca di mettere in mezzo, reclamano i vittoriesi per un fallo di mano, ma l'arbitro non è di questo avviso, allora prova a ripartire la formazione di casa con Faraon sulla metacampo, il suo solito giro di palla per andare poi ancora ad impostarla da dietro, perché si prova a far uscire e a stanare il Vittorio Veneto, che chiaramente cercherà di salvarsi o cercherà insomma di limitare al massimo le sfuriate dei padroni di casa. Matteo? Sì, la matematica ancora non li ha condannati alla retrocessione, chiaramente devono essere autori di una finale di campionato quasi miracolosa per sperare di potersi salvare. Vedremo, alla fine. È una situazione un po' particolare. Ho promesso e ne parlavo, osserviamo anche questa azione con la formazione di casa che viene in avanti con Cotali che prova a manovrare sulla destra cedendo palla al suo terzino, lo scambio 1-2 con Filippo Canato che gli ritorna ancora la palla, vediamo se la mette dentro e il primo tentativo è ancora per Canato che sfiora soltanto di testa il pallone. È una buona azione, dicevo. Parlavo in settimana con la presidenza, con la dirigenza del Vittorio Veneto, che chiede se possibile di evitare di dare notizie che magari possono trovare il tempo che trovano, cioè di quello che succederà nella prossima stagione, il prossimo anno appunto a Vittorio Veneto. Se ne vuol parlare con tranquillità in casa Vittorio e quindi noi rispettiamo questo, e anche le nostre domande poi a fine partita non verteranno sul futuro della società ma proprio sulla partita odierna. Matteo? Sì, io sono anche curioso di vedere come interpreterà la partita una squadra molto giovane, anche per questo campionato. La media in campo dice 20,27 anni per il Vittorio, media rosa 19,35, e chiaramente stanno cercando di ricostruire questa squadra, si deve partire dai giovani e vedremo se saranno in grado di trovare una reazione in quest'ultima parte del campionato, anche se, come già detto, sarà molto difficile. Sarà molto difficile, sì. Eclisse Carini a 35 punti, in mezzo alla classifica, ha perso l'occasione giusta domenica scorsa per cercare naturalmente di allungare ancora, purtroppo non è stata così, però insomma 35 punti, a 36 c'è il Porto Mansuè, a 37 troviamo il Borgoricco, l'Arcella e il Leo Oderzo, poi a 48 il Cavarzano e conduce il San Donà con 51 punti. Sotto invece, vi dicevo, 12 punti, fanalino di coda il Vittorio Falme, che il Giorgione, che è reduce da vittorie importantissime e determinanti per cercare la salvezza. Rossetto me ne aveva parlato nell'intervista che gli avevo fatto in quel di Mansuè, quando batterono appunto il Porto Mansuè. Lui mi disse che la corsa l'avrebbe fatta sulla Giulia Sagittaria, e infatti la settimana dopo la corsa sulla Giulia è stata fatta, perché l'ha raggiunta. Giulia Sagittaria e Giorgione sono a 23 punti, adesso la corsa è su Piovese e Calcio Cairano a 27, e guarda un po', oggi Giorgione contro Cairano è una partita che è di bassa classifica, sì, però ha importanza veramente vitale per le due compagini. 5 minuti di gioco, 5 minuti e 27, con ancora partita che non si è aperta, che non si è
non ha dato segni di scossa tranne un colpo di testa volante di Canato pochi istanti fa, però insomma due squadre che si stanno controllando. Da quello che posso vedere mi pare che la formazione di casa stia cercando di tirar fuori dal guscio, come si suol dire, il Vittorio Veneto, che giustamente rimane fermo lì con una linea a 5 in difesa. C'è il numero 4 Tomasi davanti alla difesa e poi due mezze punte con poi tra l'altro Polese e Cociu davanti a tutti, quindi invece la formazione di casa risponde. È rimasto ancora in panchina De Zotti, mi pare, no? Sì. È rimasto ancora in panchina De Zotti, quindi è una scelta tecnica del mister, che, attenzione, prova a ripartire il Vittorio Veneto al lancio lungo per Perinotte che alza la testa, guarda la posizione dei suoi, poi va al tiro. Non bene, no Matteo? È la scelta peggiore possibile probabilmente. Sì. C'era anche perché quindi aveva guardato in mezzo e poi ho detto no, ci vado io qui, sì. faccio vedere come si fa. Non è uscito un bel tiro per Davide Perinotte, che ricordiamolo è un 2003. In avanti ancora la formazione di casa sulla fascia destra del campo, lancio lungo con Christian Denadai, lui è un classe 2008. Noi, per quanto riguarda i premi del nostro galà dedicato al calcio, appunto, soprattutto di eccellenza, gli occhi sui portieri, perché quest'anno di portieri interessanti e soprattutto giovani ce ne sono pochini. Gli occhi sono puntati su alcuni, non vi diciamo nulla, però insomma Denadai ha fatto bene quest'anno, tra i pali è veramente forte, qualche difettino ce l'ha, però insomma è un 2008 e quindi migliorabile senza dubbio, no? Avrà tempo di crescere. Oggi tra l'altro si affrontano due portieri che insomma non sono niente male. Lascio a te per la ripartenza. La ripartenza è con Filippo Canato, che punta l'uomo come sua caratteristica, poi è stato costretto, lo ha portato sulla destra e ha provato l'appoggio del suo terzino, non riuscito. Dimmi, continua pure. Sì, due prospetti molto giovani che avranno tempo di crescere, però insomma entrambe le squadre devono essere soddisfatte da quel punto di vista. I reparti da rivedere non sono di certo quelli, il reparto a rivedere non è di certo quello. Falso è un 2007, tra l'altro, un bel portiere. Tra l'altro io ho detto subito, quando l'abbiamo visto arrivare qui a Pieve di Soligo, che il fisico è veramente imponente per lui. Cosa sì. Fallo in mezzo al centrocampo, ammonito chi è? No. Andiamo a vedere chi è il numero 4, è ammonito Tomasi. Tomasi finisce per primo sul cartellino dell'arbitro, e quindi, che lo ricordo, il signor Andrea Cortella della sezione di Verona, se non ricordo male è la prima volta che questo arbitro arbitra qui, mi pare, a Pieve, non l'abbiamo mai visto per quest'anno. Si prova la battuta lunga con il minutaggio che è sui 9 minuti e 14, ancora con il risultato di 0-0 qui al Comunale d'Agostin di Pieve di Soligo. In difficoltà Cotali nel retropassaggio di Gasparini si è arrabbiato un po' Cotali con il suo, un taglio ancora, vedete come è sempre un paio di passi fuori dall'area Denadai, poi tempestivamente, meglio dire, rientra tra i pali. In avanti ancora la formazione del Vittorio, provano loro a stanare la retroguardia di casa, che rimane ferma e tranquilla a controllare. Colpo di testa del numero 5 Dall'Agnol, che ai nostri microfoni ha promesso altri gol dopo quello realizzato 15 giorni fa qui in casa. Attenzione, Filippo Canato che prova lo stop lungo, commette fallo, sì. Questo è il gioco dell'Eclisse, caro Matteo, visto che sì, sei impegnato su altri campi con la tribuna di Treviso, esatto, che il campo è quello di Conegliano, possiamo dirlo, esatto, no? Sì, il trend dell'Eclisse, trend offensivo, sembra molto chiaro, ovvero cercare questi lanci lunghi
non sempre centrali, ma anche sulle fasce alle spalle della difesa, però per il momento il Vittorio risponde bene, Sì. anche col suo portiere che, come hai detto tu, si fa trovare pronto in uscita. Sì, sono sempre chiusi adesso, ancora la linea a 5 di difensori, esce adesso uno dei difensori del Vittorio e ha ragione, poi commette fallo e quindi palla lunga persa e quindi non dà grandi possibilità al gioco dell'Eclisse fino ad ora. Abbiamo visto anche Massimo Malerba davanti alla panchina muoversi piuttosto nervosamente perché effettivamente probabilmente non si aspettava questa chiusura, forse sì, ma non così totale del Vittorio Veneto, che chiaramente per prima cosa vorrà non perdere qui al D'Agostin di Pieve di Soligo. Questo, tu sei molto più giovane di me, questa è una partita che negli anni passati rivestiva altra importanza e altre categorie, quindi attenzione. Era una partita che era veramente un derby. Buona questa triangolazione, non ci arriva Salomon, Mattia Salomon su questa triangolazione non riuscita. Vedi, ti dicevo appunto che era un derby importante una volta negli anni passati con categorie un pochino più alte sinceramente di quest'anno. Al di là del valore di classifica della partita o di categoria, le rivalità non muoiono mai, infatti vedo uno stadio abbastanza pieno. Sì. È spalti sono anche, grandi. è cresciuto anche il pubblico di Pieve di Soligo, nonostante le dirette streaming che come minimo per quanto ci riguarda sono sulle 1000-1500 visualizzazioni a settimana, c'è un buon arrivo, un buon ritorno al D'Agostin di Pieve di Soligo per quanto riguarda appunto la formazione di casa, che sembra aver ritrovato anche il proprio pubblico o parzialmente il proprio pubblico. Adesso Malerba non è che si sia arrabbiato più di tanto, però ha fatto segno a Cotali che la palla poteva anche metterla giù e aspettare un attimino invece di fare un lancio al volo così bello, tra l'altro stilisticamente, però poi è arrivato lunghissimo e quindi nulla di fatto. Palla che viene manovrata con le mani per questa rimessa in gioco, il fallo. È arrivato anche l'assessore allo sport del comune di Pieve di Soligo a guardarsi la sua Eclisse. È un Pieve di Soligo che in settimana ha festeggiato il 25 maggio, scusatemi, sì, 25 maggio. Adesso ho un dubbio per quanto riguarda la tappa del Giro d'Italia e quindi abbiamo una manifestazione piuttosto importante che arriverà appunto a Pieve di Soligo, tappa finale arriverà quel giorno, la tappa si concluderà appunto a Pieve di Soligo dopo aver scalato l'ultima volta il Ca del Poggio. E dal ciclismo ritorniamo al calcio con questa partita che non decolla ancora sotto il profilo di occasioni e di anche ritmo, perché vedi come adesso le linee sono chiamate a salire, messa bene per quello la squadra di Mauro Conte. Sì, riesce a fare molta densità al centro del campo e finché riuscirà a rimanere abbastanza corta metterà sicuramente in difficoltà l'Eclisse, chiamata appunto a questi lanci lunghi. Anche per Mauro Conte una stagione, mamma mia, che sicuramente non si aspettava così. Viene tra l'altro da un'annata storta l'anno prima in quel di San Polo di Piave, qui è entrato in corsa, ha provato a trascinare la squadra, ha provato a dire la sua, però poi il valore di questa rosa sicuramente è, attenzione, viene fuori con un po' di difficoltà, poi riesce a pescare lungo linea Filippo Canato che mette a terra il pallone, ma ancora una volta si mette benissimo Slongo davanti con tutta la sua esperienza. Il capitano Tiziano Slongo, classe 94, mette il corpo davanti alla corsa di Canato, che non può far altro che
travolgerlo, e quindi punizione per la formazione di Vittorio Veneto, che prova ancora a rilanciare in avanti palle che vengono perdute da una parte e dall'altra. Attenzione al rinvio di Falso, che poi con i piedi non raggiunge il suo compagno, che viene anticipato dal numero 9, l'ex di turno Cociu, che in gennaio ha lasciato appunto Pieve di Soligo per andarsene in quella di Vittorio Veneto, dove tra l'altro giocando mi pare che abbia trovato la bellezza di 2 gol per il momento, mi pare, quindi insomma qualche gol ha dimostrato che li sapeva fare, li sa fare. Attenzione all'anticipo, che era molto bello, da parte di Simone Baldassar, che però poi ha perduto la palla sul lancio. In avanti dalla parte opposta ancora la formazione di casa in maglia bianca quest'oggi, con risvolti rossi. Viene a spingere Gasparini, la mette dentro, molto bella, è arrivato Filippo Canato, che con il corpo ha spinto questa palla verso il portiere al 16esimo. Il cross di Gasperini, il cross per Canato, che con il corpo mette palla sul portiere, però si salva Denadai. Questa è la prima occasione, Matteo. Sì, grossa. la prima occasione pericolosa, uno splendido traversone alle spalle della difesa di Gasparini. Insomma, si sa, la pericolosità dell'Eclisse in area, un nome e un cognome, Filippo Canato. Il Vittorio comunque lo sa, perché vedo 2 uomini su di lui, fissi a ogni azione, e chiaramente è da lui che passerà la maggior parte delle occasioni di oggi. Sì, è l'uomo che arrivando a gennaio ha dato il là a questa squadra, che soffriva proprio per andare in gol, per andare in rete. Lui ha dato un modo diverso di giocare, ha permesso questi lanci lunghi, come dicevi in precedenza, questi tagli di campo, questi cambi in orizzontale che si vedevano lo scorso anno molto ben realizzati da altri giocatori con la guida tecnica di Moschetta, e si è rivisto appunto la profondità, e si è rivista la pericolosità degli attacchi appunto dell'Eclisse Careni Pivigina, che adesso ha qualche difficoltà per trovare il lancio lungo di cui parlavamo, viene bloccato, e allora può ripartire ancora il Vittorio Veneto. Attenzione a Cociu, che secondo me stava già pensando: vuoi vedere che faccio il gol dell'ex? E si è un po' innamorato del pallone, che poi non ha più trovato. È il primo calcio d'angolo per il Vittorio? Sì. E anche il primo della partita? Sì. E Cociu, avete visto, si è fatto trovare pronto da questo lancio, ha perso il piede, ha perso il passo, perché avrebbe potuto anche andare al tiro prima. Voleva entrare in area e trafiggere il suo ex compagno Falso, non ci è riuscito, però insomma dentro la sua mente qualcosa stava rimuginando. Con D'Arrigo, altro ex dalla bandierina. Anche qui a Pieve batteva lui dalla bandierina, molto, molto bene. Tra l'altro ha cercato la rovesciata adesso per il tentativo a rete, sarebbe stato spettacolare, ma non ha preso la palla. E allora in avanti ancora, attenzione, uno sbaglio di Canato. Canato è ammirevole da questo punto di vista, che è un attaccante, però non disdegna, perché chiaramente saranno le indicazioni di Malerba, non disdegna quando ci sono i calci d'angolo e le azioni che prevedono palle messe in area, di scendere e di dare una mano alla difesa. Harley che prova a buttarla dentro ancora, il pallone Slongo che cerca di intervenire, attenzione a Canato che la mette giù, prova a girarsi, 2 uomini su di lui, come dicevi in precedenza. Harley che arriva, ritorna. Questo giocatore, questo Hanley Baxter Robert, è un australiano, classe 2006. Il Vittorio Veneto è riuscito però a tesserarlo soltanto pochi mesi fa, un poco tempo fa, e questa è stata un po', perché quando lo ha presentato, quando c'è stata la conferenza di presentazione, lui c'era e solo stavano aspettando il visto, e con i visti c'è stato qualche problema. Probabilmente, poi con il senno di poi, insomma, probabilmente avrebbe cambiato qualcosa, perché l'uomo non è male. Ancora in avanti, pallone, non si muove Falso,
Gasparini allontana il pallone, va in avanti Slongo e Hanley va a prendere il suo posto in marcatura su Filippo Canato. Un bel duello comunque. Sì, fisico. come hai detto prima, consta di due uomini su di lui più o meno, insomma, uno fisso e uno di passaggio, chiamiamolo così. Palla ancora buona, esce falso, bene, prende la palla, vediamo se c'è il rinvio subito su Canato, non se la sente, arrivano un po' tutti, palla che rimane lì, attenzione, palla che viene data con le mani, l'appoggio per trovare Gasparini sulla fascia sinistra del campo, prova a spingere in avanti, viene a prendersi palla ancora il numero 10 di casa Salamon Mattia, gira, cambio campo da una parte all'altra da Salamon, questa volta Luca. Avete visto anche le difficoltà di questo terreno di gioco proprio davanti alla tribuna, come abbiamo detto le scorse settimane, forse c'è più sabbia qui che a Jesolo, ma esagerando chiaramente, però insomma questo è il terreno di gioco su cui anche Malerba stesso una quindicina di giorni fa dice questo è un campo in cui tante cose non riescono proprio per la questione. Attenzione, va ancora in pressing la formazione di casa, costringe a tornare indietro, l'arbitro fischia, c'è un fallo, messa in gioco veloce con sempre lui Perinot che mette a terra anche elegantemente questo stop, poi prova a trovare il suo compagno, non lo trova in velocità, poi l'anticipo del numero 2 Cazzaro che sventaglia, palla che è andata sul tetto e sulla copertura della tribuna, ma ha preso alla lettera, come si diceva una volta, no? Palla in tribuna, palla e pedalare, quindi nessun problema. Colpo di testa ancora, cerca di andarsene Salamon, non ci riesce in un primo tentativo, poi riparte il capitano Salamon dalla parte opposta, mette giù molto bene ancora Canato che vede andarsene il numero 11 Ravagnan, palla troppo lunga per lui. Ravagnan sempre... non è facile. No, non è facile, ma Ravagnan sempre pronto a scattare su questa fascia sinistra. Sì. Si fa sempre vedere. No, lui l'appoggio te lo dà sempre. Lui l'appoggio te lo dà sempre. Però non è facile, Matteo. Poi, per carità, magari se si sblocca la partita cambia totalmente, perché poi potrebbe cambiare. Però, come dicevi prima... Il Vittorio si sta comportando bene. Cociu. Se l'è portata fuori? No, è stato bravo. Non ha concesso il calcio d'angolo. Dall'Agnol un altro intervento preciso, puntuale, come quello di prima sul tiro quasi tentato da Cociu. È sparito il pallone? Sì. Ecco che arriva. C'è Perinot con pallone tra le mani, minuto 24. Con pochissime azioni da segnalare e tanto gioco tra le linee, palla che termina fuori, c'è il secondo calcio d'angolo per la formazione del Vittorio Veneto, mentre si allungano, prova a portare un pochino più lontano due uomini perché hanno lasciato Canato in aiuto in difesa e ci sono due uomini dell'Eclisse contro 3 del Vittorio Veneto in fase di ripartenza. Quasi mai il pallone dovesse arrivare lì. Cotali mi pare pronto a ripartire. D'Arrigo è buono ed eccolo là, è buono. Cociu che alza le mani, non festeggia. Mi pare di sì, perché non alza le mani, quindi non alza le mani e quindi dice ragazzi 25esimo minuto di gioco. Gol del Vittorio Farnec, Samantino Colle, ha segnato con il numero 9 Cociu.
E allora è arrivato questo cross che come avevamo detto prima, D'Arrigo li batte molto molto bene, anche in questo caso lo ha battuto molto bene, c'è stata una spizzata di un giocatore sul primo palo, l'ha prolungata per il secondo palo dove Kociu è arrivato e ha alzato le mani e dice ragazzi... Sì, un calcio d'angolo sicuramente preparato perché la spizzata era Sì. di sicuro studiata e poi Kociu che è sembrato abbastanza libero di colpire sul secondo palo, nessuno è riuscito a seguire il suo movimento e poi solo davanti al portiere c'era poco che Falso avrebbe potuto fare di diverso per salvare la sua porta. Tu sei uno di quelli che è d'accordo che non si gioisca se si segna anche se è giocato... No, io preferisco le esultanze, però... Bravo, allora siamo in due. Io la trovo abbastanza sciocca, insomma, sei passato, vuoi fare, non dico vuoi fare il professionista, insomma, però sei andato via, hai lasciato attenzione, cerca di ributtarsi subito nella mischia la formazione di casa. Comunque, Kociu sta dimostrando che giocando lì davanti come ultimo uomo con il numero 9 sulle spalle, insomma, qualche cosina questo ragazzo può fare, quindi è un 2005 e quindi vedremo il prossimo anno che cosa farà. Palla indietro ancora, Falso, altissimo, rinvia lungo per trovare ma spizza D'Arrigo, palla che viene messa a terra ancora, Vittorio Veneto che si trova in vantaggio un po' a sorpresa per quanto riguarda il risultato, non per quanto riguarda quello che stiamo vedendo, quello che abbiamo visto, perché secondo me Matteo a questo punto ci sta il vantaggio anche del Vittorio. Un Vittorio tutto fuorché timido in questa prima mezz'ora e sì. Adesso l'Eclisse dovrà sicuramente reagire. Deve provare a cambiare e soprattutto a velocizzare ulteriormente, perché se diamo la possibilità, come dicevi in precedenza, se diamo la possibilità di ragionare, di stare tranquilli, di non dare preoccupazioni, la partita la porti a casa così, quindi senza rischiare più di tanto. Esce dalla panchina anche Mauro Conte, che sta parlando con il suo numero 6 Halley, palla lunga, Falso la chiama, si è sentito fino in tribuna e mi piace questo, sta contando i secondi anche per il portiere, altra regola che finalmente viene applicata o cercano di applicare, palla 1-2 per andare in avanti ancora con il numero 7 Faraon per Cotali che ancora va sulla fascia destra del campo, mette dentro questa palla, è troppo bassa, Cotali ancora la riprende e allora ancora in avanti la formazione di casa, è un bunker adesso, nulla di fatto per il capitano Salamon, per l'altro Salamon, per Ravagnan, scusate, Salamon ancora il tentativo di andarsene di Gasparini, si aiuta, poi perde il pallone la formazione di casa, c'è il fallo poi su questo pressing che diventa asfissiante ma diventa anche falloso e quindi nulla di fatto. E chiaramente la ripresa del gioco avviene con calma e tranquillità. Certamente. Beh, per il Vittorio questi sarebbero 3 punti quasi insperati, quindi sì, non mi aspetto che tendano a velocizzare il gioco. No, per carità. In orizzontale dalla parte opposta del campo la mette giù con qualche difficoltà, anzi con parecchie difficoltà, il numero 3 De Biasi, che la spara fuori, poi riparte velocemente dalla parte destra del campo con Faraon che si intestardisce nel voler provare a saltare l'uomo, non ci riesce e quindi nulla di fatto. È un Faraon che l'ho detto 1000 volte, perché su questo giocatore quando è arrivato a Pieve credevo in modo particolare, visto quello che aveva fatto a Conegliano, l'aveva fatto molto bene, insomma, che pensavo che potesse dare qualcosa in più a questa Eclisse. Sinceramente non me ne vogliano, insomma, qualcosina in più la stiamo ancora aspettando da questo giocatore che, ripeto, può dare di più. E non è la canzone di Sanremo.
Sì, noi l'avevamo seguito per un paio di stagioni a Conegliano. Conegliano, quando era tra i più giovani, e Tra anche i lui più sembrava, interessanti. sembrava Sì. esatto, un giocatore molto interessante. Viene in avanti ancora la formazione di casa che guadagna palla su un errore di Hanley e allora prova a saltarlo Salamon per questo cross lungo dalla parte opposta, da parte dell'altro Salamon Luca, e allora deve correre per prendersi il pallone. Ancora Cotali che dialoga con il suo terzino di fascia, palla lunga e nulla di fatto perché Ravagnan viene anticipato di testa, ma c'è l'angolo ed è il primo angolo, no? Sì. Primo angolo per quanto riguarda la compagine in maglia bianca, ovvero la compagine dell'Eclisse Carini Pivigina. È uscito dalla panchina anche Mauro Conte, che l'abbiamo sentito urlare chiamando appunto una marcatura in mezzo all'area. Solito trenino sulla fine del secondo palo per la formazione di casa. Il colpo di testa ancora. E c'è il gol al terzo tentativo. Al terzo tentativo. Dall'Agnol ancora. Hai visto che mi ha ascoltato dopo l'intervista? E allora... Al 31esimo minuto. Ha segnato per noi con il numero 5 Marco Dall'Agnol. Allora Marco Dall'Agnol con il gol al 31esimo minuto di gioco, un tentativo tre volte ci è voluto, 3 tentativi ci sono voluti per battere a rete e per mettere alle spalle del portiere Denadai. Un gol che conferma che Dall'Agnol quando si spinge in avanti è pericoloso, colpisce molto bene di testa, poi uno che crea un po' di scompiglio in area e quindi ben venga, insomma, bene così per quanto riguarda la compagine di casa che riporta in parità la gara 1-1, e quello che chiedevi Matteo, insomma, è stato ti hanno ascoltato, insomma, adesso deve ulteriormente cambiare però. Assolutamente, adesso non deve di certo mollare, non deve di certo tranquillizzarsi l'Eclisse, trovare se possibile il raddoppio prima dell'intervallo, però un pareggio che doveva arrivare in fretta è arrivato entro 10 minuti dalla rete del Vittorio. E tra l'altro secondo me la battuta di calcio d'angolo era stata respinta direttamente da un difensore sul corner, poi è arrivato Faraon, che è stato... Faraon ha provato a tirare, sì, mi pare, giusto? È stato... il tiro è stato parato da Denadai, Sì. e poi il tap-in decisivo di Dall'Agnol. Calcio d'angolo per la compagine del Vittorio, è il terzo calcio d'angolo. Vediamo che cosa è successo. Sì, un po' di confusione nella segnalazione del calcio d'angolo. L'arbitro era un po' indeciso. Io sinceramente stavo scrivendo, quindi non ho visto. Batte il calcio d'angolo sul primo palo ancora con qualche problema per la difesa quest'oggi, perché è andato a prendersi il colpo di testa il giocatore che sta rientrando in difesa adesso del Vittorio Veneto dal calcio d'angolo. Mi pare sia il numero... Adesso lo vediamo subito, il 2, perché si è scambiato dalla parte opposta. La sì. spizzata di Perinot, Di Perinot, molto simile a quella sì, di prima, sì, anche se da altra sì. posizione. 34esimo minuto di gioco, quindi una spizzata di Perinot da calcio d'angolo. Ha impensierito, attenzione a Salomon che viene, da Ravagnan che viene in avanti. Protesta il pubblico, ma non c'è nulla da protestare perché Hanley si è messo con il corpo e quindi ha fatto pesare un po' la differenza di fisico tra i due giocatori. C'è Malerba che non è propriamente d'accordo con quello che stiamo dicendo, immagino, e con la decisione dell'arbitro, perché se l'è presa col guardialine. Ma secondo me era tutto regolare. Kociu che prova a buttare in avanti questo pallone, ancora il Vittorio che manovra, palla
Perinot che la scodella in avanti, arriva, poteva avere un pochino più di calma dall'Agnol, mentre attenzione adesso il Vittorio si rigetta nella area quasi di rigore della formazione di casa. L'arbitro qui forse avrebbe potuto fischiare perché c'era il fallo, aveva spinto alle spalle, ha lasciato andare, quindi può permettere di riprendersi. Era D'Arrigo che è andato a terra, D'Arrigo che adesso va a fermare la ripartenza e ne approfitta per dire all'arbitro: ah, questa sì e quella mia lì no. Però questo è il calcio, chiaramente. Gasparini, Tali in difficoltà a perdere la marcatura ancora di un ottimo Perinot che sta giocando bene qui sulla fascia. Gasparini, palla tra le mani, 36 minuti di gioco, un po' di confusione con questa palla che non ne vuole sapere di uscire. Attenzione, prova ancora a pescare dalla parte opposta e c'è il gol di Canato. C'è il gol di Canato sul cross del numero 2 Cazzaro. Ha segnato per noi con il numero 9 Filippo Canato. E allora gol di Canato che ritorna al gol dopo un paio di domeniche, dopo una domenica, un paio. Gol di Canato che sfrutta al meglio questo cross di Cazzaro e quindi bene così, come avevi detto Matteo, insomma, hai visto? Sì, anche un in questo caso ti hanno ascoltato. Un ottimo lavoro di Luca Salamon che ha controllato palla al centro del campo e poi questa apertura puntuale per Cazzaro e il solito Canato che si è fatto trovare pronto ancora una volta. Nonostante la marcatura di Slongo, nonostante la doppia marcatura, insomma, però insomma, la spizzata c'è stata tutta. È un giocatore che ha, lo ripeto, portato freschezza e ha dato pesantezza al reparto avanzato. Che c'è? C'era l'arbitro che parlava con D'Arrigo, ancora probabilmente per quell'intervento di prima. 2-1, quindi ribalta la partita la formazione di casa con un Vittorio Veneto che, dobbiamo dire, nel primo tempo non ha disdegnato di provare a giocare, è andato anche in vantaggio, poi ha subito il gol del pareggio e adesso ha subito il gol del vantaggio della formazione di casa con Hanley che scodella in avanti ma troppo lungo per il tentativo del suo compagno di squadra, il numero 11 Polese, di andare a colpire. Ne parlavamo prima in privato fuori onda con uno dei dirigenti appunto del Vittorio Veneto sulla questione, viene in avanti ancora la formazione di casa, intanto seguiamo poi concludiamo il discorso. Manovra a centrocampo ancora, Gasparini, l'arbitro tocca, vi dicevo, ne parlavamo di Polese che lo scorso anno abbiamo premiato noi di Streaming Sport come una delle realtà più interessanti lo scorso anno del campionato. Quest'anno, vuoi anche per, diciamo, la rosa della compagine di casa, della compagine di Vittorio Veneto, non gli ha dato la possibilità di mettersi in luce. Lui sicuramente molto di più di quest'anno, di quello che ha fatto e che sta facendo, è un giocatore su cui chiaramente si può ancora puntare e lavorare. Palla fuori e poi viene allontanata. Penso sia angolo perché Sì. l'ha allontanata il vittoriese, quindi con questa palla che permette quindi di andarsi a posizionare in tranquillità. Due uomini per la battuta di questo calcio d'angolo al minuto 40.
con il solito trenino piazzato dietro, diciamo così, il secondo palo. È un trenino composto da 5 uomini in maglia bianca che poi rientrano. Eccoli il movimento, primo, secondo, poi questa volta non funziona. C'è il fallo del giocatore di casa. Un bel trenino questo, no? Sì. Entrambe le squadre hanno, nei Qualcosa, calci piazzati, sì, hanno preparato più di uno schema. In avanti ancora la compagine del Vittorio Veneto, fermata da una ottima uscita difensiva. C'era riuscito. Sì. Palla che viene presa, rubata e guadagnato il fallo. Numero 8 Agnoletti finisce sul taccuino del signor Cortella di Verona. È un'altra eclisse. È un'altra eclisse, sì. Anzi, il gol del Vittorio probabilmente ha fatto da sveglia e insomma. No, è un'altra eclisse, perché quando prova a reagire, quando reagisce, questo è quello che riesce a fare, ha le idee chiare, pressing che diventa ancora più estenuante, ancora più difficoltoso da saltare, quindi poi le ripartenze riescono con maggior facilità. C'è Cotali sul pallone. Tu proveresti? 2 uomini in panchina voluti da De Nadai. Vediamo. Oddio, o ci tenti perché hai il tiro e lo metti all'angolino, sì, imparabile, oppure ci ha provato lui, però ci ha provato non so se non gli è riuscito il taglio e il rientro, oppure se voleva proprio il secondo palo lì. Sarebbe stato il gol della domenica se entrava. Assolutamente. Già ne ha sfiorato uno sul calcio d'angolo di prima. Sì. Palla che se ne va in fallo laterale. Perinot un po' deluso da quello che ha fatto lui nel primo tempo, insomma. Sta guardando i suoi compagni come dire: vogliamo salire e provarci ancora oppure no? Rimessa lunga con le mani, l'arbitro lascia andare nonostante Slongo sia rimasto a terra su questo scontro in area, ma è il classico scontro, insomma, tra difensori. Difensore che sale nel tentativo di battere a rete, il difensore numero 5 Dall'Agnol che rinvia e batte di testa. In questo caso ha avuto la meglio Dall'Agnol. Dall'Agnol con pallone tra i piedi, lo appoggia il suo compagno che viene a riprendersi il pallone. Salamon, Luca, lancio lungo sulla fascia destra del campo, corre per cercare di riprendersi il pallone, nulla di fatto. Con le mani 43, 2 al riposo, 2 minuti al riposo, mentre c'è il gol di Lunardon con la Marosticense che passa in vantaggio sulla Giulia. Pallone fuori, giocato ancora. Vediamo quanti minuti concede, o concederà 2? 1? Ho visto un segno del guardialine, vediamo. Sì, tanto non si è perso, mi pare. No. Nessuna grande interruzione in questo primo tempo. È un arbitro che ha fischiato il giusto, ha provato a lasciare andare e lasciar giocare, poi quando la partita ha un po' avuto qualche fiamma, ha pensato bene di fischiare e di combinare 2 cartellini. Hai visto come lo scontro tra Slongo e Filippo Canato si è un po'... Un minuto di recupero.
lo scontro tra Canato e Slongo si sia un po' incattivito, perché c'è stato il tentativo di liberarsi con il gomito da parte di Canato, di difendersi. È un bel duello. Adesso Canato va a prendere posizione proprio vicino a Slongo, e Slongo, come dire, vieni che ti aspetto. Un minuto, si giocherà fino al 46esimo, con Gasparini che la mette dentro, colpo di testa a spizzare di vabbè che riesce tutto, però dai 40 metri più o meno, un po' difficile, Poi esagerato. un po' esagerato forse. Alla oltre la metà campo per questo rinvio del portiere del Vittorio Veneto Denadai, che va sulla testa di uno dei giocatori del Vittorio, però partita che per i primi 46 minuti di gioco termina qui. 2-1 il vantaggio per la formazione di casa. Cosa diciamo, Matteo, al termine di questo primo tempo? Un'eclisse a due volti, prima del gol del Vittorio un po' timida, un po' nascosta, e dopo la reazione è stata eccellente, una partita molto divertente, e speriamo che Lo sia rimanga anche divertente anche nella nel ripresa. secondo tempo. Grazie a Matteo Archimede della Tribuna di Treviso, oggi a fianco del sottoscritto. Noi ci fermiamo qui, palla e tempo che torna alla regia. Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it.
Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it. Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa.
Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it. Eccoci rientrati per il secondo tempo e vediamo che c'è il primo cambio che effettuerà appunto il Vittorio Veneto, ed è proprio Scevola di cui stavamo parlando a microfoni spenti. Matteo, se vuoi dare qualche risultato intanto, pochi risultati, no? Poche partite sbloccate. Borgo Valbelluna sta perdendo in casa col Sandona per 1-0 e l'unica altra partita sbloccata oltre a questa dell'Eclisse e del Vittorio è quella tra Marosticense e Iulia Sagittaria, Marosticense in vantaggio di 1-0, tutti gli altri ancora fermi sullo 0-0. Allora esce il numero 3 De Biasi. Sostituzione per il Vittorio Farmec San Martino Colle, esce con il numero 3 De Biasi ed entra con il numero 14 Scevola. Allora, un cambio che vediamo cosa comporta. Allora esce De Biasi che effettivamente ha fatto pochino. Scevola va a posizionarsi sulla fascia destra del campo, leggermente più alto rispetto a De Biasi. Vediamo se giocherà lì oppure se proverà a giocare a 4 dietro e quindi portare a centrocampo un uomo in più, Mauro Conte. Partita che sta per ricominciare, secondi 45 minuti di gioco di questa partita che, come dicevamo in precedenza, anche abbastanza carina, anche abbastanza piacevole da vedere e da gustare. Inizia la gara con il primo pallone che viene manovrato dalla formazione di casa in maglia bianca con bordi rossi quest'oggi. Cerca di mettere a terra in doppia presa Faraon, con qualche difficoltà la palla va verso Segat che va a pescare Falso, Alberto Falso, classe 2007, il portiere che sembra essere quello preferito da Malerba rispetto a Spadetto che aveva iniziato il campionato, però due buoni portieri, 2005 Spadetto, 2007 Falso. Attenzione, viene in avanti ancora la formazione di casa sul primo tentativo in avanti con Denadai che per fortuna sua prende il pallone e che va lontano. Dalla parte opposta ancora il Vittorio che ci prova, non arriva Cociu. E qui si vede un po' il Cociu che dovrà lavorare, che deve lavorare se vuole rimanere in questa categoria. L'abbiamo visto adesso un po' in difficoltà nel cercare, allarga le braccia ad Arrigo, come dire non ho fatto niente, su Cotali che è andato a terra rotolando. C'è un gran parlare fin dall'inizio della partita tra l'arbitro e Arrigo. Hanno parlato sempre. Sì, tra l'altro questo è un intervento anche abbastanza inutile, col pallone già quasi scaricato. Quindi. Ma forse penso che si sia inciampato anche perché... E i due continuano a parlare, arbitro ed Arrigo, che nessuno dei due tace. Si alza Cotali. Nulla di grave per fortuna.
palla ritornata in gioco per quanto riguarda la formazione di casa, ancora bloccata sul nascere il tentativo di affondo. 2 minuti e 7 secondi di gioco, 2-1 il risultato, lo ricordiamo, con il vantaggio di Kochu nel primo tempo che portava in vantaggio appunto la formazione del Vittorio Falmec, e poi il pareggio e ancora un fallo, il pareggio di Dallagnol con un palla messa in rete da calcio d'angolo, e poi il gol di Canato che ha dato il vantaggio attuale alla formazione di casa. Sì, effettivamente giocano a 3 o a 4 dietro, mi pare che abbia portato avanti di più Scevola, mamma mia. Eccolo Scevola che cerca di mettere a terra questo pallone che non... Sì, esatto, sembrava proprio uno dei tanti palloni che abbiamo visto giocare ieri sera tra Italia ed Inghilterra dall'alto, dove l'Italia ha fatto molto bene. E in questo caso Scevola è stato un po' in difficoltà nel mettersi a terra questo pallone che rimbalzava e basta. Falso. Colpo di testa ancora a bloccare. Un uccellino ci ha detto appunto che sono delle maglie nuove queste dell'Eclisse, no? Sì. Maglia rossa completa per Falso e Spadetto. Partita che sembra non aver nemmeno iniziato, perché stanno buttando il pallone da una parte all'altra, non c'è nulla. Sembra un po' l'inizio del primo tempo, alla fine. Sì. Idee non molto chiare, però il risultato in questo caso è diverso. Credo che l'Eclisse stia amministrando il vantaggio. E teniamo presente che è anche la prima giornata in cui c'è un bel sole, che per carità non è che scotti più di tanto, però insomma passare dal freddo a cui eravamo abituati a questa temperatura lo paghi un pochino, insomma. Abbiamo visto infatti che si sono dissetati più volte, quindi da una parte e dall'altra. Vedete come il gioco però non decolli, perché palla da una parte e dall'altra, una ce l'abbiamo sul tetto e uno ce l'abbiamo sul parcheggio. Ne abbiamo ancora di palloni, quindi si può giocare. Speriamo Intanto, che abbiano almeno salvato le auto nel parcheggio. Sì, le hanno salvate. 3, 6, 7 uomini a scaldarsi per quanto riguarda il Vittorio, altrettanti per quanto riguarda la compagine di casa. Spinge Segat, che è andato a complicarsi un po' la vita, poi D'Arrigo che cercava l'ex anche lui, cercava il gol dell'ex anche lui, e allora Cotali con palla messa in movimento, adesso gliel'ha tolta Salamò Mattia, che non si è accorto che dietro aveva Canato. Vedi quello che dicevo prima, a me fa paura questo terreno, perché la sabbia così. E tanto per cambiare, D'Arrigo e l'arbitro a colloquio. Gira in orizzontale da una parte all'altra, messa dentro questo pallone. Bravo! È stato bravo Falso. Perché c'è stato il colpo di testa di un giocatore dell'Eclisse che ha rimesso in gioco l'attaccante del Vittorio Veneto, e Falso è stato bravo ad anticiparlo, rischiando anche... si è fatto male Segat. È a terra, speriamo nulla di grave, però si è fermato prima in questa azione. Sì, l'arbitro vuole i sanitari all'interno del rettangolo di gioco, quindi dovrà uscire Segat per rientrare poi, attendendo il rientro che sarà comunicato dall'arbitro.
Speriamo che questo serva per mettere un po' le idee Sì. chiare. Sì, assolutamente. Molta confusione in campo. Sì. Arriva il cambio però, c'è Lorenzo Casagrande, il DS, che arriva con la sua lavagnetta magica. Numero 15 è Del Prete, che ha segnato anche domenica, l'abbiamo rivisto 6-15. Eh sì, esce Segat. Sostituzione per noi, esce con il numero 6 Segat. Al settimo del secondo E tempo, entra con il quindi... numero 15 Del Prete. Allora, Del Prete è un oggetto che abbiamo rivisto in questi ultimi mesi, perché dall'inizio del campionato era sparito, infortunio piuttosto serio che lo ha costretto a stare fermo, a lavorare in parte. Adesso insomma potrà dare una mano alla sua squadra. Lo scorso anno tra l'altro Del Prete era stato uno dei più positivi, uno dei più bravi, uno dei più interessanti con il campionato che si era concluso molto bene, dove la guida c'era Moschetta, e Del Prete era uno dei giocatori interessanti appunto della squadra. Attenzione, È incredibile. c'è il gol? C'è il gol, io stavo guardando un altro campo, D'Arrigo, l'ex, è la giornata dell'ex oggi, Allora, ottavo del secondo tempo, D'Arrigo... Gol del Vittorio Farmec San Martino Colle, ha segnato con il numero 10 D'Arrigo che ne approfitta in mischia, no? C'è stato un rimpallo che ha favorito D'Arrigo, che era rimasto in avanti, e poi da posizione angolata ha calciato verso la porta. Credevo fosse arrivata la deviazione di Coccio, invece a quanto pare è andato dentro direttamente il tiro di D'Arrigo. E attenzione, Piovese 1, Porto Mansuè 0. Quindi il Porto Mansuè dimostra ammonito Baldassar. ammonito il numero 7 Baldassar per il Vittorio Veneto. E allora risultato che ritorna in parità. Ritorna in parità. Adesso non devono... ammonito Canato. Sì. Però è quello che ti dicevo prima, Matteo, ti avevo segnalato, perché avevo visto il gomito alto di Canato su un contrasto qui, Sì. dove non serviva, e lì capisci che probabilmente i due si erano detti qualcosa, stanno ancora parlando adesso. Chiaramente poi l'esperienza di Slongo Di rispetto Slongo. alla gioventù di Canato in questi casi può fare la differenza. Sì, e in effetti ammonito Canato. Ammonito Canato per la formazione di casa, che adesso deve ritornare prepotentemente a pressare il Vittorio, perché il Vittorio sta facendo la sua onestissima partita quest'oggi qui al D'Agostin. I due ex hanno segnato, ancora un pallone che viene fiondato in mezzo all'area creando qualche problema alla difesa, cerca di uscire del Prete ma non ci riesce, ne approfitta ancora Cotali, bloccati sul nascere dal pressing altissimo questa volta del Vittorio Veneto. Attenzione, fuori gioco, per fortuna. Sì, difesa dell'Eclisse un po' di in nervosismo, bambola, sì. c'è, un po' di nervosismo. Secondo cambio, mi pare, con Lorenzo Casagrande che va alla lavagnetta, entra il numero 19 che è De Luca, esce il numero 11. Per noi esce con il numero 11 Ravagnan ed entra con il numero 19 De Luca. Allora, fuori Ravagnan, che avevamo detto prima sia io che Matteo, partita un po' così, un po' sui generis, perché aveva influito poco nell'andamento del match. In effetti così ha pensato anche Malerba, e quindi spazio a De Luca. Alberto De Luca è un altro giovane, 2006, eccolo De Luca che prende palla, la tiene a terra con il petto, poi prova a velocizzare il tutto, ma ne esce un pallone altissimo che favorisce la difesa del Vittorio, che poi perde e guadagna, anzi attenzione D'Arrigo che viene in avanti, D'Arrigo con palla che viene data a Coccio ancora. Ragazzi, qui bisogna svegliarsi. Altro rischio incredibile, infatti Luca Salamon
si è arrabbiato molto con i suoi compagni, ha richiamato all'attenzione i compagni perché un'altra disattenzione che poteva costare molto Caro. Sì. Mano. E vedi come si innervosisce anche Canato con la marcatura asfissiante di Slongo. Palla che viene lanciata giù ancora. Quello che mi sto chiedendo è quest'anno ho visto poche volte il Vittorio Veneto, un paio di volte, e sinceramente non mi aveva impressionato, e capite il perché. Però oggi, vedendo questo modo di giocare, e soprattutto poi prendendo anche ad esempio il capitano Slongo, da lì deve... Attenzione a Slongo che cercava la spizzata, da lì deve partire. Sono convinto che se gli anziani, tra virgolette, del gruppo del Vittorio Veneto si fossero, non dico maggiormente impegnati, però avessero fatto più coesione, avessero trainato questo gruppo, per carità, magari non sarebbe cambiato più di tanto, però vedendo giocare quest'oggi Slongo con questa determinazione su Filippo Canato, mi viene da fare questo paragone, insomma. E vediamo come la difficoltà dell'Eclissi adesso sia palpabile, perché non riesce più a... Adesso verrò smentito categoricamente, viene in avanti, l'allungo De Luca non ha più trovato il passo e il pallone poi è andato a toccare. Palla che adesso viene rimessa in gioco velocemente da parte della formazione di casa, mentre vedete in pressing altissimo il numero 8 Agnoletti che sta spronando i suoi 4 in attacco lì, 3 in mezzo e 3 dietro, quindi ha cambiato un po' tutto come si è sistemato. Perdono ancora palla quelli di casa con il lancio lungo per il numero 14 Scevola sulla fascia destra del campo. Scevola non la trova, non la mette dentro, chiama palla D'Arrigo, eccolo D'Arrigo, subito di prima intenzione, molto bene per trovare, ancora si era liberato Agnoletti altrettanto bene, poi è rimasto per terra, il lancio lungo ancora per troppo rigioco. Non dice nulla Pippo Canato. 17 in campo, Telesi al posto del numero 10. Sostituzione per noi, esce con il numero 10 Mattia Salamon. Ci ha un po' smentito, almeno mi ha un po' smentito, Ed entra con il numero 17 Pensavo facesse entrare De Zotti, invece ha cambiato Segat, ha cambiato Salamon, vabbè Segat perché è stato costretto, Salamon e Ravagnan, e partita che non decolla adesso per quanto riguarda la formazione di casa, che è un po' in difficoltà, deve trovare la quadra. Probabilmente ha voluto dare fiducia a Canato, che comunque sta mettendo in difficoltà, nel primo tempo soprattutto in difficoltà, quindi non voleva magari variare troppo l'assetto, però vedremo, c'è ancora tempo, ci sono ancora 3 cambi a disposizione, anzi 2 cambi a disposizione, quindi chissà che non ne inserisca più avanti. Colpo di testa proprio tra le teste di Slongo e Canato. Solo botta, fortunatamente, nessun taglio, quindi si può giocare ancora con le mani davanti alle panchine, i 2 tecnici, braccia sulle anche, sui fianchi per Massimo Malerba. È rientrato in panchina invece Mauro Conte, adesso esce di nuovo a controllare i suoi, e qui c'è lo sbaglio, ma riescono con estrema facilità a mettere questi traversoni in mezzo. Riparte e adesso c'è la munizione la munizione che vorrebbe Malerba. L'arbitro va a dire qualcosa, chiaramente va a dire fischio io, lei pensi a dirigere la sua squadra, giustamente anche, dai.
Certo è che l'Eclisse, se vuole ritornare davanti, deve fare qualcosina in più. Deve fare qualcosina in più in questo secondo tempo. Palla allontanata da Perinot, lunghissima, di petto molto bene dall'Agnol. Salamon dall'Agnol, falso, palla che salta. Viene a prendersela Canato, tutto sulla sinistra per provare a spingere con questa azione. Converge verso il centro, era Gasperini? No, è del Prete. Ah, del Prete. Sembrava lo stesso Gasperini che da là ha trafitto nelle settimane passate. Bravo il colpo di testa indietreggiando, molto difficile. Però sta giocando il Vittorio, ragazzi, Palla che viene gettata in avanti da Cazzaro, conquistata da D'Arrigo. Per linee orizzontali su Hanley che va al tiro. Hanley. Però sta giocando. Sì, l'Eclisse si è disunita un attimo, nell'ultima azione d'attacco si è spezzata in due tronconi e subito il Vittorio ne ha approfittato per ripartire in superiorità numerica, quindi se non ci fosse stato l'intervento preciso di Cazzaro, insomma, sarebbero stati guai per l'Eclisse. Però Matteo, anche come, vedi, anche come intensità, li vedo più sulla palla in questo momento il Vittorio. Adesso magari vengo smentito immediatamente, però... Meno impauriti. Meno impauriti, sì, forse il termine è giusto. Meno impauriti, meno aspettative anche, perché è chiaro che l'Eclisse deve solo vincere, quindi attenzione, il tiro! Faraon, Sì. che finalmente dice sono qua. Al 19esimo del secondo tempo Faraon ci prova dal limite e la palla però alta sopra la traversa. Sta per entrare il numero 18 di casa Vittorio Chia, che va a prendere il posto di, lo scopriremo solo vivendo. 9-19. Sostituzione per il Vittorio Farmec, San Martino Colle esce con il numero 9 Cocciu ed entra con il numero 18 Chia. 19esimo in campo Chia al posto di Cociu. Non cambia nulla, mi pare, nella disposizione. Lancio lungo, ancora colpo di testa della difesa dell'Eclisse, che deve provare a darsi una svegliata. Canato, palla controllata, lunga, non riesce a farla sua. Denadai, lungo il rinvio, oltre la metà campo abbondantemente per le uniche due figure lì davanti. Palla che termina fuori, confusione. Non riesce a tranquillizzare i suoi nemmeno Malerba dalla panchina. Palla che deve essere girata, adesso viene buttata via in malo modo, favorendo ancora l'attacco della formazione di Vittorio, che va al gol con il numero 14, Scevola, che va al gol con il numero 14, che è Scevola al 21esimo minuto di gioco. Palla persa poco fuori dall'area di rigore e poi cambio campo. Del Vittorio Farmec, San Martino Colle, assegnato con il numero 14 Scevola. Per Scevola, che trova il gol del 3-2. D'altra parte lo stavamo dicendo, Sì. D'altra parte lo stavamo dicendo. Non ci siamo perché non c'è proprio in campo in questo momento l'Eclisse, con tanta voglia di fare, però con molta confusione in testa, e poi vieni punito così. 21 minuti, quindi ce ne sono
24, 34? Sì, no, 24. 24 per rimediare il tutto. C'è tutto il tempo che si vuole, per carità, però se proviamo a giocare, bravo, peccato perché è stata una bella fuorigioco di Faraon. Sì, il Vittorio comunque per come sta giocando nella ripresa ha anche meritato questo vantaggio e ancora una volta un errore in uscita sì. inspiegabile. Un errore in uscita, un appoggio che fatto così con sufficienza e poi vieni punito, ma è logico. Loro sono sistemati, quantomeno sanno quello che devono fare in questo momento, mentre la formazione di casa è in netta difficoltà. E quando tu ti aspetti che di fare partita facile, che per tutta la settimana si sarà predicato, stiamo attenti perché non è poi così scontato, vai in campo e paghi. Attenzione, ha tentato il pallonetto Tomasi. Altro cambio per la formazione di casa, ecco De Zotti che prenderà il posto di Faraon. Sì, Faraon secondo me non è pervenuto. Vediamo. Siamo al minuto 23 del secondo tempo, sta per entrare De Zotti, esce Faraon, sì. Sostituzione per noi, esce con il numero 7 Faraon ed entra con il numero 16 De Zotti. Adesso vediamo dove va a sistemarsi De Zotti, quindi dietro le due punte che in questo caso sono il numero 17 Telesi e Canato. Vediamo se qualcosa può inventare De Zotti. Attenzione perché ritorniamo pericolosi anche nelle punizioni, quindi bisognerebbe guadagnare una punizione dalla mattonella di De Zotti per rimediare il tutto. Insomma, le stiamo tentando tutte. Palla che va, è un calcio d'angolo ed è il secondo? Terzo per l'Eclisse. Terzo calcio d'angolo per la formazione di casa, va alla battuta Telesi. Attenzione adesso, solito trenino sulla parte esterna del secondo palo, poi si rientra tutti quanti con trattenute da una parte e dall'altra, palla pericolosa in mezzo che però sorvola tutto, c'è un uomo in maglia bianca a terra, il tiro deviato con... è un errore questo di Canato, Sì. La palla gli è arrivata lì, ha tentato di buttarla dentro di primo acchito, non c'è riuscito. Intanto a Castello di Godego il Dolo in vantaggio con il gol dell'ex, mi pare Cappella, giocava a Castello di Godego con la Godigese e quindi Dolo in vantaggio per 1-0. Lancio lungo abbondantemente oltre la metà campo, il più lontano possibile vuole i suoi Denadai. Allarga le braccia a Cotali perché non c'è nessuno a cui appoggiare, però ancora uno sbaglio difensivo indietro e ancora 2 su 2, qui c'è il fallo, l'arbitro lascia andare per grazia ricevuta, Cazzaro viene perdonato, ma c'era la gamba tesissima dalla parte opposta sì, era il numero 3 di casa Gasparini che provava a spingere Cotali ancora, Cotali ha anticipato nettamente l'uomo che adesso ha perduto l'uomo, va alla rincorsa, Cotali è fuori, ma per fortuna la ripartenza del Vittorio Veneto è devastante, brutta per servire Chia. Questo è il Vittorio, insomma, attenzione però adesso stiamo perdendo troppe palle, ancora Chia che va al tiro, il tentativo di parata ancora,
Mamma mia ragazzi, è Incredibile. una situazione pericolosissima, con Chia al tiro e parato e deviato dal portiere. Poi era il numero 14 dall'altra parte, Sì, era Scevola. Scevola, no? E Scevola, altro tiro che esce di pochissimo, fuori di poco. Però c'è solo una squadra in campo al momento ed è quella del Vittorio. È quella del Vittorio. Erano stati graziati sulla precedente ripartenza dall'errore del Vittorio, ma Sì. subito una nuova palla persa. Anche adesso. Sì. Molta confusione. Confusione, paura, perché poi, Paura. poi entra la paura di perdere la gara e quindi vai a complicarti tutto quello che hai creato o che potresti creare. Cambio intanto anche nelle fila del Vittorio Veneto, che chiaramente prova i cambi anche per perdere secondi preziosi. Pallone ancora, cerca di andarsene, l'uno contro uno viene bloccato questa volta a favore della formazione di casa. Ecco il cambio per il Vittorio, entra il numero 19 Zanier, esce il numero 11 Polese. Sostituzione per il Vittorio Farmac, San Martino Colle e con il numero 11 Polese. Entra Zanier, altro giocatore che è un 2000, che potrebbe dire la sua. Polese, come vi dicevamo in precedenza, è un'annata un po' particolare per lui, un po' strana per lui. Numero 19 Zaniel. Allora c'è un calcio di rigore intanto tra Giorgione e Caerano e vediamo, per il Caerano a breve gli sviluppi mi comunicano, quindi vediamo che cosa succederà. Vediamo che cosa succederà. La partita è quella tra quelle importanti, no? Che dicevamo prima, Giorgione e Caerano, quindi vediamo cosa succede. Mentre qui al D'Agostin di Pieve di Soligo, marasma più completo, 29 minuti di gioco, sono 15-16 per arrivare al termine, più eventuale recupero, con la palla che viene spizzata ancora da Canato, ma non ce n'è. Attenzione alla ripartenza con Falso che prende il pallone, deve andare subito al rinvio trovando un uomo libero in mezzo al campo, può provare a ripartire, bene, attenzione, mette a terra e va al tiro, molto bene. È una bella situazione questa per Telesi, che era andato al tiro molto molto bene, però parato in due tempi dal portiere del Vittorio. Siamo al 29esimo minuto di gioco questa azione. E comunque l'ultima occasione ha dimostrato che gli spazi ci sarebbero per provare a far male al Vittorio, nonostante si stia coprendo molto. Ne lascia comunque a disposizione dell'Eclisse. Sì, ma come ti dicevo prima Matteo e dicevamo ai nostri telespettatori, è una questione mentale questa, è una questione di testa, perché sono spariti, Sì. sono spariti perché non. Attenzione, guarda anche qui, su un pallone dove puoi intervenire e certamente non gli devi permettere di fare questo passaggio indietro per trovare D'Arrigo, la difesa è ferma. La difesa in questo momento è un pochino in difficoltà e quindi sta pagando. Rinvio lungo di Falso, oltre la metà campo, Canato prova a spizzare, non ci riesce, ma la palla arriva ancora su De Zotti che viene anticipato dal suo diretto marcatore. Palla fuori, in fallo laterale. Tutte azioni che vanno a favore del Vittorio Falmec, perché rallentano il gioco, permettono di riposare, permettono di rifiatare. L'arbitro che parla con il numero 15 di casa, che è Del Prete. Sarebbe meglio lasciare andare, lasciar correre, giocare, perché in questo modo perdi soltanto tempo e favorisci chi vuole provare a rallentare il gioco. Due uomini contro, sì. C'è il fallo da parte del vittoriese, ancora a giocare con Cazzaro,
palla lunga per Canato che viene anticipato dal colpo di testa di un avversario. Attenzione De Zotti che mette in movimento Canato, ancora De Zotti che lascia passare per Cotali dalla parte opposta per Gasparini che non trova la palla, non riesce a giocarla. C'è il pareggio intanto del Porto Mansuè, Piovese Porto Mansuè 1-1. De Zotti sull'avversario, c'era il tocco di mano, sì. De Zotti non è la sua zolla, non è la sua mattonella perché è troppo distante e qui bisogna inventare qualcosa. Sale dall'Agnol ancora, Intanto è andato a prendersi il pallone, tanto per non sbagliare. sì, troppo distante per De Zotti, perché lui fosse stata un 5-6 metri, 10 metri più avanti, lì ti fa male. A meno che non tenti, a meno che non ci provi, ma c'è anche Canato vicino. 3 uomini in barriera chiesti da Denadai. De Zotti si allontana Canato, De Zotti sul pallone, osserve, ci ha tentato, palla che era fuori, no, l'arbitro lo lascia andare. Mamma mia che parata, ragazzi. 33esimo minuto con De Zotti, punizione bellissima e altrettanto bene, altrettanto la risposta di Denadai, che veramente se termina così il risultato gliela salvata la partita, Sono d'accordo. Se termina così Denadai ha fatto veramente il miracolo. Si gioca con Canato che la mette a terra, Cotali, Canato ancora, può girarla sul numero 19 De Luca, ha messo a terra, arriva De Zotti, l'arbitro lascia correre, De Zotti il tiro che sibila, non di molto. No, non vorrei dire, ma l'entrata di De Zotti qualche cosa davanti ha portato in più, adesso per carità. Assolutamente. Ha aperto il campo in attacco e soprattutto molto più preciso dei suoi compagni di squadra in questa ripresa. Vittorio che ribatte colpo su colpo, riparte dalla parte opposta. Scaraventa in avanti, arriva Falso che chiama, attenzione, mamma mia, Che rischio. qui lo hanno graziato, Sì. qui signori miei lo hanno graziato, sia l'arbitro sia il guardialine. L'arbitro ha guardato il guardialine chiedendo l'opinione, ma immagino che il guardialine abbia riguardato l'arbitro e dice sbrogliatela tu perché secondo me era fuori. Secondo me anche il nostro cameraman ci dice che i piedi erano fuori. È andata bene. Con questa palla messa ancora dentro, una fiondata incredibile su cui Slongo salva tutto, mette fuori. 35 minuti di gioco, 10 più recupero al termine, con De Zotti che prova ad andarsene, vuole il fallo, non glielo dà l'arbitro, adesso gli dà il fallo contro perché si è arrabbiato e da terra ha martellato su D'Arrigo, l'ex. Sì, esatto. Un po' di tensioni tra De Zotti e Hanley, se non sbaglio. Vabbè, De Zotti Slongo voleva andare a dare una mano personalmente all'ex compagno D'Arrigo. vedi, anche in questo caso non puoi perdere la palla così. Mamma mia, ragazzi, Che rischio. non puoi perdere la palla con Zanieri in quella maniera, non puoi concedergliela così facilmente perché altrimenti diventa veramente troppo facile la situazione. Adesso attacchiamo a 4. Scevola, grande ingresso. Sì. Prova a spizzare ma non ci arriva. Canato, palla fuori.
Spinge il pubblico di fede rossoblù. Perinotti che si prende tutto il tempo immaginabile e possibile, chiaramente. Esce Cazzaro, mi spara addosso, c'è tanta confusione. Per fortuna Perinotti in sforbiciata difensiva indietro. Telesi, Mano. Hanley, palla messa a terra ancora per il 19 di casa De Luca. Canato che si libera pesantemente del suo uomo. Canato che va dentro, lo blocca Slongo. Rissa, partita che si è incattivita, chiaramente, ma è logico. Non c'era nulla. Lì l'esperienza di Slongo mette a tacere tutti, ragazzi. Con le mani per trovare e provare a rimettere in campo 38 minuti di gioco qui al Comunale d'Agostin di Pieve di Soligo, dove la situazione vede in vantaggio per 3-2 la compagine del Vittorio Falmec sulla formazione di casa. L'arbitro ferma, vuol far rettificare la posizione al giocatore di casa. Piovese in 10 per un'espulsione, quindi si gioca ancora. Cotali dalla parte opposta, la mette dentro Gasparini, molto bella, la lascia correre, poi la prende il numero 17 di casa Telesi, poi perde l'1 contro 1, partita che veramente in questa seconda frazione di gioco non ha visto in campo con la testa la formazione di casa. La recupera Cotali, perché poi il Vittorio, quando vuole complicarsi la vita, lo fa adesso è ammonito D'Arrigo. D'Arrigo, dopo aver parlato 2 ore e mezza circa con l'arbitro, adesso si trova il cartellino giallo. Questa, signori, è la Zolla ed è la mattonella di De Zotti. Ci ha provato prima da ancora più distante e adesso, perché De Nadai lo sa adesso, no? Perché se ci ha provato prima dite vuoi che non ci provi adesso? Infatti vedo almeno 3 uomini in barriera. Non troppo distante di prima, un po' di più vicino. Beh sì, 5 metri Anzi, li aveva tutti. addirittura 5 uomini in barriera? Beh, No, 4. no, 4 o 3. Potrebbe cambiare angolo. Vediamo. 4. Vicino la mette là. Allora, o ci riprova dove l'ha messa prima nell'angolino alla destra di De Nadai, oppure cambia l'angolo, però vediamo. C'è anche Canato vicino, ma si sa chi tirerà. L'arbitro Dolo intanto 2-0 sulla Godigese. Ha provato a battere rasoterra, palla che non è filtrata, palla che si è persa purtroppo in questa occasione. Occasione d'oro per la compagine di casa, occasione d'oro per De Zotti, che però l'ha sprecata in questo caso, mi sento di dire. Palla ancora giocata dalla formazione di casa, con la palla toccata di petto da Dall'Agnol, che è lì a spingere i suoi, la mette dentro ma con troppa veemenza, troppa forza. Telesi, palla che va abbondantemente sul fondo. Bruttissimo secondo tempo, niente da dire. C'è altro da aggiungere. Con la testa non abbiamo giocato. Non abbiamo giocato con la testa e paghiamo.
Viene in avanti ancora la formazione di casa, va per le terre dalla parte opposta, attenzione, qui c'è il fallo, qui c'è il fallo di Slongo, qui c'è l'ammonizione per Slongo, ma ci sta perché insomma null'altro poteva fare, con la formazione di casa che guadagna una punizione sulla fascia sinistra del campo, e in questo caso non ci va De Zotti, vediamo, no. Quindi De Zotti la lascia al numero 17 Telesi, che avrà compito di mettere dentro il pallone oppure trovare un appoggio su De Zotti, che è qualche metro distante da lui. Vediamo che cosa sceglieranno. Io la taglierei a buttare. O la butto dentro per trovare la spizzata di Canato. Mi sembra incredibile che nessuno esca in copertura su De Zotti, ecco adesso Adesso si avvicina D'Arrigo. Sì, D'Arrigo che si ricorda che l'uomo può fare del male. La mette dentro e il pallone è ancora salvato da Denadai, il tiro al volo di De Luca sorvola la traversa, ma anche in questo caso bravo Denadai, ragazzi, sì. Perché e allora 43esimo, abbiamo fatto 4 cambi, 4, 6, 7, ci sarà come minimo 4 minuti, quindi tra poco ti lascio, Matteo, Sì. andare a concludere la gara, mentre scendo vediamo di andare a sentire i due tecnici al termine della gara, con la palla buttata in avanti ancora, De Zotti che cerca di prenderla di testa, non ci riesce, arriva a sostegno molto bene ancora il numero 19 di Casa De Luca, che prova a trovare con questo pallone Canato, palla che non arriva, non filtra, palla che si perde tra le gambe dei giocatori del Vittorio Veneto, dei giovani del Vittorio Veneto, palla che nessuno la dà, palla che è in mezzo lì tra D'Arrigo. D'Arrigo dice ma la palla non è mia, quindi palla indietro ancora, la tiene il Vittorio, la scaraventa il più lontano possibile dalla sua area di rigore. 44esimo minuto di gioco, e allora, caro Matteo, vai tu a seguire questi ultimi minuti mentre io provo a scendere per le interviste finali. Attenzione, ultima palla, vai. Riparte il Vittorio col 18 Chia, era tutto solo in mezzo a Agnoletti, ma il passaggio di Chia era troppo corto. Adesso tenta di ripartire l'Eclisse, contrasto a centrocampo, il Vittorio recupera palla, numero 14 Scevola apre sulla fascia per Agnoletti, che tocca ancora per Scevola, in mezzo si salva in qualche modo la difesa dell'Eclisse. 4 minuti di recupero. Ogni pallone che giunge in zona d'attacco per il Vittorio è un potenziale gol. Quattro i minuti di recupero indicati dal signor Cortella. Ancora il Vittorio, che adesso chiaramente non ha interesse a velocizzare le operazioni. Qui commette fallo il numero 19 Zanier. Si ripartirà da fondo campo per l'Eclisse con il rinvio di falso. Canato viene a prendere palla al centrocampo, ma ancora un altro recupero del Vittorio, che riparte con Chia. Chia tutto solo, un uomo in mezzo. Incredibile errore del numero 19 Zanier, che non ha capito le intenzioni del compagno. Dall'altra parte recupera Scevola per Agnoletti, che temporeggia, serve nuovamente Scevola, va sul fondo, viene ingaggiato da De Zotti, che recupera palla e rilancia dove però non c'è alcun compagno presente. Ancora Vittorio, che invece di tenere palla prova a buttarla in avanti, esce falso e
Riparte subito Contelesi sulla fascia destra. In mezzo non c'è nessuno. In qualche modo l'Eclisse recupera con De Luca e poi la palla in avanti, che termina in fallo laterale, in zona d'attacco ancora per i padroni di casa. Vedremo se verrà battuta direttamente in area. È così. Ma la difesa del Vittorio si fa ancora una volta trovare pronta. Recupera palla l'Eclisse, De Zotti. De Zotti per Salamon, palla dentro. Ancora una volta nulla da fare, non si riesce a penetrare nell'area del Vittorio. Ci riprova un'altra volta De Zotti, che tocca per Canale. Ancora De Zotti. Apertura per De Luca. De Luca perde un altro sanguinoso pallone. Per fortuna il Vittorio la butta via. Soccotali e Telesi non si intendono. Ancora una volta il recupero del Vittorio, che non riesce a ripartire, ma l'Eclisse non sembra avere le idee chiare per poter trovare il gol del pareggio per il momento. Un assedio a metà, perché in fin dei conti la palla non è ancora stata messa dentro. Ecco, adesso succede, ma viene ancora respinta in questo caso da Hanley, che mette direttamente in fallo laterale. Meno di un minuto alla fine del recupero. Addirittura il rinvio in rovesciata. Ultima occasione per l'Eclisse, ma ancora una volta viene sprecata. Ripartenza di Chia che tocca per Agnoletti. Agnoletti entra in area e grazie ancora una volta all'Eclisse, ma non c'è più tempo, finisce qui. Il triplice fischio del signor Cortella mette fine a Eclisse Vittorio, col Vittorio che incredibilmente espugna il terreno di casa dell'Eclisse, vince per 3-2, in qualche modo tiene viva la speranza di una salvezza che rimane complicata, ma soprattutto l'Eclisse perde un'enorme occasione per procedere in classifica. Adesso diamo la linea a Mirko Villanova, che si trova in campo per le interviste. Dovremmo essere in linea, quindi andiamo a trovare il mister. Vediamo se riusciamo ad avere qualcuno. Poi lo facciamo poi. Sì, dai. Allora lo facciamo adesso. Abbiamo mister Malerba qui con noi e allora di solito lo teniamo sempre per secondo, poi partita. A me è piaciuta il primo tempo, poi cosa è successo nel secondo? Spariti? No, abbiamo sbagliato tutto perché sbagliamo la mentalità e io è da settimana che predico questa cosa qua, non è possibile non avere fame, siamo entrati nel secondo tempo morbidi, abbiamo preso 2 gol su disattenzioni che non possono succedere. Sì, disattenzioni troppe, anche palle buttate via che hanno favorito loro, insomma è stata una partita che sicuramente, chiaramente non te l'aspettavi e non ci aspettavamo di vedere un Vittorio che poi alla fin fine ha meritato. No, ma Vittorio è venuto qua, ha fatto la sua partita, come è giusto che sia, ha dato tutto, sono venuti che avevano più fame di noi e quindi è stato giusto che loro hanno portato a casa la vittoria. Mister, ci risentiamo le prossime volte perché con l'amarezza così è meglio lasciare stare. Certo, grazie, arrivederci. Grazie a Massimo Malerba, tecnico appunto della formazione di casa, c'è poco da dire. Slongo! Vabbè, Slongo rifiuta di venire a parlare, allora noi attendiamo il mister che arriva ai nostri microfoni. Eccoci qua. Ciao Mauro.
Beh, direi che è una partita che nessuno si aspettava qui, perché avete giocato un buon primo tempo, però un meraviglioso secondo tempo perché non gli avete fatto fare nulla. È un periodo da quando abbiamo recuperato un po' tutti i giocatori che avevamo fuori, che stiamo facendo delle prestazioni importanti e stiamo raccogliendo poco. Facciamo fatica, creiamo occasioni e non riusciamo a finalizzare. Oggi eravamo riusciti ad andare in vantaggio, abbiamo preso 2 gol abbastanza evitabili, però poi siamo stati bravi a non mollare. Sti ragazzi qua, nonostante la classifica, nonostante le 1000 difficoltà che abbiamo avuto, non sta mollando, e quella è la cosa positiva. E dopo è chiaro che è dura, che è difficile. Quando vai sotto ti cade il mondo addosso, chi ha giocato a calcio sa cosa vuol dire, eppure non abbiamo mollato. Oggi sono contento, ma ripeto, è un mese e mezzo che giochiamo alla pari e meriteremo qualcosa in più e non stiamo raccogliendo. Speriamo che oggi sia la scintilla che ci fa chiudere il campionato in maniera importante. Sì, perché poi tra l'altro bisogna dirlo, è anche difficile giocare in queste condizioni. Siete sempre stati nell'ultima posizione di classifica, non è semplice. No, è la combinazione di quelle annate lì dove tutto gira storto. Abbiamo avuto 5 giocatori infortunati fuori per 2 mesi e mezzo, 3, parlo di Tomasi, parlo di Agnoletti, di gente che era stata presa, diciamo, per fare da ossatura a questa squadra di giovani, e abbiamo dovuto far di necessità virtù. Ripeto, adesso che sono rientrati tutti, le prestazioni ci sono, è tardi forse, però noi ci proviamo. Ma chiaramente, Scevola bene, l'entrata in campo di Scevola oggi, oggi vedo già il titolo, è la vittoria degli ex, perché Cociu ed Arrigo. Sì, no, sono contento per loro due, ci tenevano, ma i ragazzi ci tengono proprio a dare una scossa a sta stagione, perché è dura arrivare il martedì, allenarsi con un ambiente difficile, con tutto quello che va dietro quando ci sono queste annate qua. Ripeto, merito a loro che non hanno mollato un centimetro, e oggi, dopo la vittoria di oggi, credo che ci sia ancora meno motivo per mollare. E non molliamo. E non molliamo. Bocca al lupo. Ciao. Ciao Mauro Conte. Bene, ringraziamo Mauro Conte, ringraziamo Massimo Balerba che abbiamo sentito in precedenza. Terminiamo qui dal D'Agostin con la vittoria 3-2 della formazione vittoriese sull'Eclisse Carini Pievisina. Linea direttamente allo studio. Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it.